Ecco qui. Ciao a tutti, oggi siamo in Val di Fanes, sopra Cortina, in particolare alla Malgarastua dove abbiamo parcheggiato, e adesso prendiamo il sentiero numero 10 per fare il percorso dei canyon nelle cascate. Arriviamo fino a una cascata, dovremo passarci anche sotto. A quanto pare è una cosa magnifica. Vediamo. Te lo dirò dopo se è magnifico. Esatto, lo vediamo Ok. dopo. Ok, a tra poco. Andiamo. Ecco, vedete, noi facciamo il sentiero numero 10. Il 10. Per il momento il percorso è delicato, Bellissimo. di più è come una piuma, ma Sì, sicuramente aspetta a tra un po' dirlo. cambierà. Aspetta a dirlo. Adesso Ci siamo sentiamo ancora sulla stasera strada per vedere asfaltata. se è come una piuma o no. Proviamo, dai. Questo è un albero super famoso perché qualsiasi hanno fatto un video su questo percorso hanno fatto i buchi del picchio nero. Cioè praticamente è un condominio di picchi questo Esatto, qui. sì. Esatto, guarda che spettacolo che è. A me dispiace per l'albero, però. E anche il picchio, poveraccio. Esatto, noi dobbiamo prendere per Pian de Loa. Sì, a destra. Dobbiamo andare a destra. Guarda che spettacolo, eh. Guarda, quanto bella è. Sentiamo se è fresca. Non voglio neanche pensare. Cioè, quanto fresca anche è questa. Ecco, qui siamo arrivati sulla bella vista, si chiama questo, Sì, vero? questo è un bel vedere. Bel una vedere. bella vista sulla cascata. Sì. Noi abbiamo fatto il Pian de Loa, ma temiamo di aver sbagliato e forse dovevamo fare quella Sì. dal ponte Outo, però c'era segnato che era scivolosa, ferrata. Adesso vediamo, dai. Adesso vediamo. Proseguiamo e poi vediamo. Ok? Vabbè. Uno sembra ferrata con solo un pezzettino piccolo e l'altro invece quella ferrata.
Noi abbiamo preso quella con la ferrata giusta, quello per super esperti. Ma dimmi la verità, dov'è che trovi che ti fanno vedere una cosa così gratis? Solamente in Italia. Solamente in Italia ti fanno vedere un paesaggio del genere gratis, senza spendere soldi. Per questo l'Italia è il più bel posto del mondo, giusto? Stratosferica veramente. Let's go party. I'm a Barbie girl. I'm a simple girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. Bella, Siamo arrivati alla cascata. Sì. Bella questa. Avanti. Oh, che fresco, Che freddo. Ciao. Siamo arrivati alla cascata. Bellissima. Sì. Anche il paesaggio è molto bello. Bella veramente, merita. Sì. Merita. Davvero Insomma, carina. Abbiamo fatto tutte e due le ferrate, come ti sono sembrate? Allora, fisicamente sono fattibili. Diciamo che se hai le vertigini meglio di no. Però questa è facilina, insomma. No, dai. questa puoi farla anche senza imbrago perché se siete stati sul Sorapis o anche Sì. il sentiero delle Meazze, siamo là. Possibile. E solo dovete stare un po' attenti perché è umido, magari si scivola. Certo. Questo è facile. L'altra ferrata, se avete le Bisogna essere vertigini, imbragati. non fatela. Sì. E dovete avere l'attrezzatura. Va bene. Andiamo avanti, passiamo sotto. Sì. Ah. Allora, buon appetito, dai. Grazie. Ok? Eccoli qua. Davvero, Sì, sì, abbiamo un canale. Ah sì? Sì, Veneto Trekking. Veneto Trekking. Quindi Bella lì. vieni,
Ti mettiamo in YouTube, va bene? Non ti chiedo già il consenso, che dopo non mi chiedi i danni. Vediamo se mi sta dentro. Ma è un video. Sì, è un video. Ciao! Lo vedi? Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibitions, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city. In the city. Eccoci qua. Ecco, allora se volete fare la parte più leggera per il sentiero, per arrivare fino alla cascata, Non a destra, ma a sinistra. Esatto, dovete andare a sinistra. Perché Non noi stamattina... seguite per Pian a cascata Sì. Belvedere, seguite per Ponte Outo. Esatto. No, non per il 10. No, il 10 l'ho segnato. però Il per 10 è tutte e due. si aveva sbagliato anche noi forse. Per noi stamattina a destra. Vabbè dai. Comunque andate a sinistra Sì, se volete farlo tranquillo. altrimenti di là vi dovete fare la ferrata. La ferrata, quella è difficile. Ecco, siamo arrivati giù. Siamo arrivati fino al parcheggio, adesso rientriamo, è stata una bellissima passeggiata, fatto anche la ferrata, quella che non era Tutte e due le prevista. ferrate. Esatto, anche quella che non era prevista, Ma sì, dai. ma la cascata è stata molto carina. Molto Allora, carina. cosa gli dai come voto? Ma io gli darei un 7,5 sinceramente. 7,5. Intanto per la semplicità del percorso. Cioè fai poca fatica e vedi tante belle cose. Cioè, consigliata per chi ha bambini. Sì, senza la ferrata. Senza la ferrata io parlo sempre. Cioè andate a sinistra, il video che vi Esatto. abbiamo mostrato e arrivate su, insomma Sì. è anche semplice da fare, quello Semplice. non è male. Gli darei un 7,5. Sì, Difficoltà 2, tutte 3. le ferrate, Ma per me sai che la ferrata non ha un problema. Per me sì. sì, ma Sì, per la uno che gente non le normale. fa forse sì, sono problemi, però per me. Infatti sono andato su senza imbrago, io vi raccomando, voi andate con l'imbrago, perché non si va su un posto del genere senza imbraghi. Però Dai, insomma, ci vediamo alla prossima. alla prossima, un Ciao. saluto.